Mauro, diamoci del tu. ma non perché siamo fragili e quindi avviciniamoci. Allora, Mauro Corona, grazie mille per il tuo tempo. Allora ti do del tu e parto proprio dal concetto di tempo, perché vedendo il documentario, bellissimo e molto toccante, mi sono chiesto quanto ti è costato tornare indietro nel tempo. Ci sono dei passaggi, soprattutto nella prima parte, molto potenti e anche dolorosi, penso, no? Mi è costato, ma dovevo liberarmi di questo dolore, cioè il dolore, cioè mi è costato il ricordo dei miei, di mia mamma, le risse, La casa anche, quando tu entri la nella casa casa e dici lì si dove sono taglia. cresciuto senza niente, lì crescevamo noi tre fratelli assieme, c'era gente di famiglia, ma la gente di famiglia diventava la capra, la mucca, le galline, i cani, che avevamo i cani da caccia, noi eravamo una famiglia allargata con di animali e E animale mio umani. padre. E quindi tornare lì e vedere tutto abbandonato, la patina del tempo, che le case non sono i muri delle case, le pietre, le case sono la gente dentro, il camino che fuma. E ho ricevuto una botta di malinconia più che dolore, e però mi sono detto, ma tornerei qui a vivere? E ho detto no, No, non tornerei, perché non rimetterei al loro posto la nonna, i nonni. Quindi certo, tornerei in per quella una situazione. specie di tristezza, di malinconia che non gioverebbe a niente. Però dentro quei muri ho sentito le presenze, erano lì, mi guardavano. Almeno voglio illudermi, perché uno mi direbbe, ma come se no? La bellezza dell'energia, quella che diceva Rudolf Steiner, è che li sentivo i miei lì, tutti. E quindi alla fine mi ero anche rappacificato con quei muri silenziosi. Esatto. Tra l'altro il documentario sembra anche una sorta di pacificazione, no? Lo Proprio è, con te stesso, col lo tempo. è sicuramente. Come l'ho detto prima a una giornalista lì, io per difendermi dalla fragilità, dalla paura, dall'insicurezza, ho recitato una parte di duro, di spaccone, di arrogante, di maleducato. L'ho recitata e tenevo lontano i pericoli, non i pericoli di un sasso in testa o di una caduta dalla montagna, i pericoli di invasione altrui che mi mettevano a disagio. Quindi mi sono creato questa scorza, questa corazza, però a 75 anni, metti che mi venga un infarto, rischiavo di morire, perché bisogna mettere in conto l'inciampo, rischiavo di morire frainteso. E questo l'hai detto più volte, no? Il Sì, pericolo di morire fraintesi che frainteso significa? perché tutta la vita ho recitato questa parte. Quindi anche il penultimo libro, che per me è quello che mi appartiene di più, Le Altalene. Che è quello Perché che legge Giancarlo Giannini, vari sì, passaggi. perché ho detto basta adesso, sappiate che non ero così, non interesserà a nessuno, ma quantomeno a chi mi è stato vicino. Sappiate perché alla fine ho recitato una parte, non di cattivo, ma anche coi miei figli, per non creare loro ansie, per non creare paure, per non creare insicurezze. Il papà sta bene, magari aveva appena fatto una sborna e stava. Quindi a questo punto c'era da liberare il sacco e dire quello che sono. Togliere la maschera definitivamente. Sì, togliere la Però da maschera. qui non si torna più indietro, No, dal punto no, di non ritorno. no, ma ho poco tempo per tornare indietro, non mi serve più il tempo di tornare indietro. Spero di campare qualche anno perché ho ancora forza di camminare, di fare sì alpinismo, di scalare, ma da questo punto non mi interessa neanche tornare indietro. Anzi, questa liberatoria, chiamiamola così, mi ha fatto solo bene, perché so che se mi capita di finire qui con un infarto, Sì, sono con la coscienza a posto, con me e soprattutto con gli con altri. gli altri. Sì, nel documentario citi Cioran, Pessoa, ci sono dei passaggi molto alti in cui poi la montagna diventa filosofia. Non ti dà fastidio a volte passare come quello del 4, della Bianchina, Molto, Perché tu non sei quella roba, cioè no, sei... sono completamente differenti, infatti molto mi dà fastidio perché non sono io. Invece se la televisione, non solo nel caso della Bianchina ma in generale, andasse a cercare l'anima delle persone che è in vita, l'anima, il passato, la paura, le cose, allora la gente guarderebbe volentieri. Io lì non mi sento io.
a parte qualche buona battuta che mi viene, ma mi viene subito smozzicata, interrotta, e quindi lì non sono io. Ci sto perché questa finestra televisiva mi permette di aiutare ospedali che chiudono, gente che non ha la pensione. Io ho aiutato molte persone con quella presenza lì, non tutti, perché però sono riuscito a ottenere delle cose che se non fossi stato lì a puntare il dito contro la politica non le avrei ottenute per gli altri. Lì c'è una visibilità che per quello, la visibilità è tutto, la visibilità e l'indottrinamento. Guarda, l'ho detto prima, non so dove, la visibilità. Allora, io ho fatto più di 1000 scalate, anche 1000 montagne, quasi 300 percorsi nuovi difficili, ho fatto più di migliaia di sculture, ho fatto delle mostre, persino a Lugano, una quarantina di mostre di scultura, ho fatto 40 libri, ho scritto, vado fuori, la Bianchina, capisci che la gente, io lì, se vieni a trovarmi, e ci spero, ho una vetrina immensa di sculture, però c'è anche il tapiro che mi ha dato su e con la gente cosa guarda, non interessa i crocifissi, il tapiro, siamo gente da tapiro. Gente da basto, diceva Stecchetti, da basto, da bastone, da galera, gente che vede buio prima di sera. Quindi mi sono adattato così, ma non sono quello della TV. E infatti nel documentario esce bene. Senti Mauro, per chiudere, se quel Mauro che racconti, no, anche all'inizio, quel bambino che cresce in mezzo anche a tutte quelle difficoltà, avesse visto poi questa vicenda, la tua parabola, che avrebbe detto oggi? Te lo aspettavi in qualche modo la tua strada? Assolutamente no, però no, non me l'aspettavo, ma neanche, guarda, la Mondadori ha pubblicato adesso un libricino che avevo scritto 30 anni fa, un raccontino in poche righe, l'avevo fatto su richiesta di un professore che aveva inventato un centro di cultura a Monterey, ma io pensavo di fermarmi lì. Però ti dico una verità, una confessione, quando ho capito che in qualche modo, vuoi per i libri che hanno avuto un certo successo, vuoi perché queste prime comparsate in TV, il primo servizio me lo fece un venerdì di Repubblica, allora ho capito che potevo andare oltre e diventare ancora più noto, e lì ho cavalcato, però adesso basta, voglio fare la risacca di me stesso e ritirarmi, proprio fare le mie sculture. Anche sti giorni ho scolpito, ho sistemato, se vieni a trovare i tavoli da lavoro, i banchi, ho comprato sgorbie nuove. Vivo in una bolla e lui sa dove abito, e quindi no, se c'è da fare una comparsata TV per aiutare qualcun altro o per affrontare un problema, ma io credo che mi fermerò qui, voglio proprio fare la risacca di me stesso e togliermi, anche perché è un impegno, no? Perché se vuoi promuovere i libri devi andare a Milano, devi andare a Roma, devi andare a Padova, perché la gente vuole l'autore. Io il tempo che ho, però se mi va di farlo vado a piedi. Beh, quello è importante, fare sì, quello che si vuol fare. Ecco, però non so, vediamo. L'ultima domanda secca, ce l'hai un rimpianto, una cosa che dici, però quella roba lì, o no? O sei pacificato anche da quel punto di vista? No, ho molti rimorsi nei confronti dei miei genitori, rimpianti no, ma rimorsi molti, proprio rimorsi dolorosi. Rimpianti no, guarda, alla fine, a parte le disgrazie, mio fratello morto in Germania, che penso l'abbiano ucciso perché l'hanno trovato in una piscina, neanche 18 anni, rimpianti no, perché se non faccio il bastardo e vedo la mia vita bene come ho vissuto anche bene, perché ho sempre fatto lavori pesanti, cava di marmo, 15 ore al giorno a spaccare pietre, ma mi divertivo, riuscivo con i miei amici, compagni di lavori forzati, a creare un gioco di fatiche immense, perché facevamo, vediamo chi spacca quel blocco con meno colpi. Aspetta, posso? Sì, prego. Abbiamo interrotto, ma era una bella domanda. Che come I rimorsi, rimpianti no, qualche rimorso? No, che dice all'inizio ma sì, ma anche nei no? confronti, per esempio rimorsi, io avevo un caratteraccio, ce l'ho ancora, ma l'ho anche a crescere i miei figli, che gli ho insegnato a scalare, a fare legna, sono tutti laureati, ma avevo un modo educativo che io adesso mi faccio orrore, cioè sbagliavano una roba, gridavo, poi dicevo, ma anche mio padre gridava, allora fermati, cioè questo rimorso
a dei bambini, li ho cresciuti come... ma non mi rendevo conto che il mio metodo educativo era brutale. Non picchiavo, ma non capisci niente. E questi sono anche rimorsi, perché leggo nei loro occhi questo leggero dolore che è rimasto loro. Poi anche 2 figlie che hanno attraversato il deserto di braci ardenti di un tumore, tutte e 2, e adesso sono guarite, ma rimane quest'ombra per un papà, cioè la vita è veramente infernale. Qualche volta ti concede dei bei momenti di serenità, non dico di gioia, ma di tranquillità, e quello sì, però poi c'è sempre la spada di Damocle, c'è sempre il tuono che annuncia l'uragano o la tempesta, lo sento rimbombare lontano e dici capiterà qui. Comunque guarda, la nostra vita è un romanzo, per quello che ho fatto anche cose, diciamo, non nel canone della legalità matrimoniale, voglio essere un po', ecco, ma la nostra vita è un romanzo, chi ha 100 pagine vive 100 anni, chi ha 80 pagine, chi ha 40 pagine, i bambini che muoiono hanno solo la copertina del loro romanzo della vita, ma non c'è la casa editrice che ci farà la seconda ristampa. Quindi io, come disse Neruda, confesso che ho vissuto, io confesso che ho bevuto anche, perché devo essere, qui sto toccando temi, ma perché se ho una sola occasione di vita devo essere fedele finché morte non ci separa alla moglie? Ma spiegatemelo voi, io non riesco a spiegarmelo. Io sono andato via dalla chiesa, Certo. perché mi ha detto il prete Don Giancarlo Stival, io come mia futura moglie, che adesso vivo solo, ha voluto sposarsi in chiesa, allora, io, lei, i 2 testimoni e il prete. E il prete voleva farmi dichiarare che sarò fedele fino a... No, lei mi incita a dire una bugia, si vergogni Don Giancarlo. Sono andato al bar a Erto, ho bevuto 2 o 3 bianchi, sono tornati a beccarmi. Io dico solo sì, perché lei deve dirmi, lei vuole come legittima moglie, sì, ma no che sarò fedele fino a... perché allora io ho studiato coi preti Don Giancarlo, ma è venuto fuori un casino in chiesa. Solo noi Questo 4. sarebbe già un altro documentario. Sì, solo noi 5, io, lei, 2 testimoni e il prete. Non ho voluto nessuno, neanche i miei. Allora, lei, io ho studiato con i salesiani, sa che si fa peccato, io ho fatto 4 anni con i salesiani. Don Giancarlo, sa che si fa peccato anche solo col pensiero? Sì, lo sanno. Allora io venendo qui a sposarmi ho fatto almeno 4-5 peccati. Cosa vuol dirmi che sono fedele se ho già tradita? Ho visto uno con bel culo. E lì è stato un po'... l'ho disarmato. Poi sono andato al bar lì da Sabina, lui conosce, ho bevuto 2 o 3 bicchieri, sono venuti a pescarmi. Posso dire solo sì? Sì. E allora e alla fine. Alla fine. Mauro Corona, grazie mille. Mauro. Grazie a voi. Grazie. Ma è bella questa, l'ho fregato.